Giuro, lo prometto, se mi fate vincere salirò sul palco e con un megafono dirò quello che sceglierete voi. Sì. Bello è il ciclismo, ma la gente come noi è sempre là. La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi è sempre là. 5, 4, 3, 2, 1. il conto alla rovescia! Ale ragazzi! Non sono più così convinto di far sta roba. Io mi metto qui e che ben. Mi mancava anche il tratto in pavè. Maimona che casino. In pratica è una gara di rilanci. Già non sono forte in pianura. In salita non ne parliamo. Mi mancava anche rilanciare. Sul pavè! Durissima. Non pensavo. Altri 2 giretti li faccio. Guarda! Ma che qualità! Oh! Mezz'ora mortale! Vedo anche 37 di media, mai fatti vita mia. C'è questo tratto in pavè che è bello incredibile. Gomme da 34 via. Guarda che robetta! Ma che ben che sto qua! Oh, quando finisce! Sorriso, Brian! Ciao! Minchia! In pratica se perdi il treno è la fine. La fine della mia vita. Madonna! 167 continui. Dai, dai! Dai, Roby! Dai, Roby, fai la 104 per la figa! Per la fuga! Mortali questi. Sono dentro da 12 minuti, mi hanno già doppiato e non sono l'ultimo. Pazzesco. No, ma non si può. Ale! Mi hanno detto che le prime ore sono mortali, ma occhio il tombino, non pensavo così. No, sono finito come una calza e sono appena partito. Questa curva con i materassi mi dà indice di fiducia. Occhio come mi passano adesso i primi. Sì, ciao. Fighissimo il tifo però. Io faccio gara da solo, lo capivo. Una vita endurance. Proviamo ad attaccarci a questi? No. No, andiamo. Ciao. Adesso provo a chiedere il cambio se lo vedo. Luca! Mega visto. Ottimo. Ah, mi sono gasato che ne ho superati 2. Per me! Ma che bene che si sta qua, perché pur sì è bello il ciclismo, ma alla fine ora vi faccio vedere come funziona il cambio. Qua io esco, avverto il mio compagno che è lì e parte. 22 minuti dignitosi. Ma siete matti? Io voglio andare a casa. Ciao Bundi. Ciao Roby. Tanto abbiamo le stesse malattie, no? No, no, grazie. Se vuoi che sbocco qua. Io un po' in crisi. Porca però 37 di media. Roby, come va? Come va? Ho appena bevuto un goccio di birra, non so se parlare o... Com'è andata? Com'è andata? Bene, dopo 5 minuti non ci vedevo più. Non sono ultimo. Ma adesso ti riposi? Sì, pensavo proprio di sì, al bar, sì. Bocca al lupo. Grazie mille. Ciao. Bravo. Bravo Mona. È uno sport di merda! Posso dire una cosa? Mai più! Vai, vai! In pratica ho appena finito e ho scoperto che devo prepararmi per tornare dentro. Beh. Bellissimo, eh? Ma mortale. Avanti ora col Cristo, che a processione si ingruma. Sembra di essere già passato di qua. E dopo la prima session a tutta abbiamo cambiato strategia, anche perché sennò morivamo. Ora più regolare, ma devo riuscire a fare mezz'oretta. Cioè, guarda questi, pazzesco. Ammetto che è una delle cose più belle e divertenti che abbia mai fatto in vita. Se non moro, magari ne riparliamo domani con l'alba. Che bello il tifo però. Devo beccare qualcuno di regolare. E stranamente una tipa. Ah, ben cari. Adesso da qua, se riesco, non mi tolgo più. Se riesco. E che ben che sto. Con calma, con calma. Bello, io. Dai, Roby! Fammi attaccare almeno un rettilineo. Oh là. Così, 43 umili. Un'altra vita. Madonna ragazzi. Ciao. Prova qua sul pavè. Giù sui manubri e si vola. Van der Poel alla Roubaix. Basta, su. E sta tranquillo che ti mancano solo 22 ore e 30. Ottimo. Mezzo giro, faccio mezzo giro. Che squadrone.
Ho sentito un bioparco. In pratica è una gara. In pratica è una. Non ce la faccio che per parlare, infatti. In pratica è una gara di criceti che cercano di evitare tutti gli ostacoli e che nel frattempo provano a beccare altri criceti che gira più veloce degli ori. Una figata! C'è questo pezzo in salita, ti taglia le gambe, ma in una maniera assurda. Guarda che mestieri. Vuoi andare a casa? No, basta. Ciao, ciao. Ciao. Che non pensano adesso di darmi il cambio? Con calma, con calma. Ormai ci ho preso gusto. Comunque ho capito che la vita è fatta di priorità. Questi fanno un altro sport. A me piace ancora la mona prima di tutto. No, vedo col binocolo. Però ho avuto mettere. Qua ci sono squadre che hanno fatto più di 40 di media, ma per 24 ore. Ma sì, matti. Cosa c'è bandiera rossa qua? Cosa succede? Dov'è Charles? Problemi. Che bello però. Mai avrei pensato che mi conoscesse un botto di gente. Fighissimo. E questo davanti a me fa parte del team di Peter Sagan. Idolo. Da Robbie Sagan a Peter Sagan sei un attimo. Adesso esco. Chiamato il cambio per il buon pompiere. E con il mio secondo turno da 40 minuti. Mai più. Esco e lascio andare il pompiere. Eccolo lì. Vai Luca! Grande, ti ho visto proprio lì a ridosso dei primi, che giri hai fatto con loro? Neanche mezzo Daniele, neanche mezzo. Ti ho allenato alla grande. E dopo aver finito il mio turno ora passo a quello che so fare meglio. Quindi io con questo posso chiederti anche 100 birre. Se riesci a averne tutte qua dentro però. Posso farcela. Tanto me ne fai una. Cioè guarda questi, facile, non c'è nessuno. Non è il ciclismo che sognavo da bambino. Invece questo lo sognavo da bambino, sognavo il come. Questi quelli forti. Ma ora c'è un momento importante. Dopo 3 ore dalla partenza abbiamo una missione. Eccolo! Auguri Morena! Auguri! Dichiarazione della mia manager. Sono molto emozionata e la tutina ti sta dando. Guarda Luca! È arrivato Luca! Ha visto il pompiere? Il pompiere paura non ne ha. Che team? Il mio Julian Ross. Ma una curiosità, a voi tipo ragazze molto carine, piacciono i ragazzi vestiti da ciclismo? Dipende dal ragazzo. Perché guardate il pacco? No. Noi stiamo bene. Denudati! Sì dai, no sì dai. Stai ben con tutto. Sì dai. Uno sta ben con tutto. Grazie, gentilissimo. Auguri Moreno, ma dove sei Moreno? Auguri Moreno! Sì, come no, ma è la più bella etichetta che puoi avere. Dai Luca! Luca, scampanella! Scampanella! Come che vacca? Hai visto che roba? In piedi sui pedali, volava! No, ma lei era sul tapis quello degli aeroporti, te sai quei pa correre veloci. Oh, ci dove detto? Dove detto, amore? Tirava sull'asfalto! Sembrava Indurain. Adesso. Indurain non so. Cazzo era Indurain? Come chi cazzo era? C'è una gara di ciclismo! È mental coach, non atleta, è mental coach. Abbiamo tempo a perdere con un Sarnoni. Se Scusaci. conosciamo tutto, facciamo dell'altro. Mi sono innamorato! Che sa Mattea. Luca Scampanella! Scampanella! Ma che gamba! Va benissimo lui, Cambia asfalto. Passo poco a fare il giro, dai. 10 minuti o fa un infarto. Alto freddo andiamo meglio, indubbiamente. Io vi saluto e vado in pausa, lascio la GoPro al mental coach. Saluto, vado in... Cara Virginia, ma tornerò. E gestirà lui il canale YouTube per questa notte. Ciao Bubi, ciao qua. Buon catare me robe. Sì, il piantone mi offende. Ciao notte. Notte. E dopo questa, dale, sono le 7:20 di mattina. Siamo carichi a molla. Sono quasi 12 ore che si gira come dei criceti. Ma dentro c'è la nostra punta di diamante. Ora tira dentro che passa! Daghe Pippo, daghe! Grazie. Daghe, bravo! Sui piedi! E c'è anche il buon Pippo Pozzato, eroe delle nostre zone. Vai Pippo, viva la chi la castiga! E qualcuno ne hai vista, lo so! Ma soprattutto il mental coach, che fine ha fatto? Eccolo! Affari spenti nella notte. Siamo i ragazzi più belli del paddock. Oh, guarda che per distacco, capito? Che intratteniamo tutto il paddock. Io non so se ho voglia di rientrare. Vai tu Luca al posto mio. No. Per favore. Non ho proprio voglia. La mia voglia di rientrare qui dentro al momento saltami addosso. Eccolo lì. E questo è il segno che ricomincia la mia sofferenza. Tra l'altro Alan mi scappa da cagare adesso. È possibile che doveva venirmi lo stimolo proprio appena partito. Sono con loro. Non so voi, ma ho come un déjà vu. Anche se ammetto che di giorno è tutta un'altra roba. Almeno vedo il pavè, sto giro. Ale. Vedo anche i tombini. Qua ho capito, tombino sinistra, in mezzo ai due, larga.
stretta. Non farò mai giusta. È attesa Sofia Marchesini in cassa. Io comunque rimango incredulo da quante persone anche alla mattina presto, oltre ad essere presenti, dicono vai Roby, ma perché sparano a mia caso? Dai, guarda questi, un altro sport, questi sono i primi ed è da quasi 13 ore che vanno così, pazzi. Fammi provare a impostare bene sta parte in discesa. Curva S, tac tac, come Pozzetto, tac tac tac, largo sul primo tombino, in mezzo i due, larga e qua buttati e non riesco a farla bene, però qua sto da paura. Sì. Dai, andiamo! Dai, Roby! Mi sembra di avervi già visto i ragazzi che erano più a cavallo. Basta. Il mio massimo di impennata l'ho fatto. Mi sono trasformato in Roby Segan in un secondo. Chissà dove è Peter? Non arriva mai Sabo. Elisa, piano, Elisa. Ho ancora 10 minuti del mio turno da fare. 171 battiti costanti. Mortale, ragazzi, così. 2 ore e mezza di sonno. Stanotte mi sono sognato anche i tombini. Guarda di qua. Sinistra, centro, largo, stretto. Sai che forse per una volta piamma ben. Ciao Tosi. Go fame, go se, me scampa da pisare, autogrill. Io dovrei risparmiare il fiato. Parlo più che corro. Arrivo Luca, non vedo l'ora di lasciarti per 2 ore. Caricare Roby! Col cazzo, scatto d'orgoglio. Giusto prima di fermarmi, così sembro anche uno che va. Ho dato tutto, mi manca solo un turno. Non ci credo però, non vi posso più. Io vado a nascondermi, mi do per disperso fino alle 8:50 di stasera, quando non si può più entrare. Roby Bragotto, ho terminato il suo turno. Vado a mandare un fax. Mando un fax veloce, roba di lavoro. Eccoci. Ale. No, non c'è la carta igienica. Oh, Ale. No. No. No, ma non ci credo. No. Occupato. Vai. Vai, mi devo solo lavare le mani. No, sì, tranquillo, mi fai solo vedere una roba. Non c'è carta igienica. Io so già che la riporteranno quando sarà il mio turno per andare di nuovo dentro. Scusa, per caso hai un bagno con carta igienica? Certo, avremmo di tutto qua. C'avevo di tutto. Lo sapevo che non la trovavo. E adesso mi tocca ritornare dentro, non vedo l'ora. Ma prima o poi la tiro, È certo che la tiro. Ultimamente sto facendo dei discorsi di merda. Bella questa. E sono ancora qua. Continuo ad avere déjà vu da ieri sera. Ufficialmente non ne posso più. Non capisco perché, ma mi sento appesantito. Sarà che devo ancora cagare. Guarda questo che mi aspetta il vigliacco. Adesso in discesa ti stacco perché peso di più. Dai ragazzi, cosa sei? A fare cavatappi. Non posso stare in mezzo ai testicoli. E ripetiamo la struma. Tombino laterale, in mezzo ai 2 tombini. Larga, stretta, larga. Questi sono sempre quelli che da 13 ore fanno un altro sport. Ale. Roby, fai una sparagli un copertone! Che guardi, Non si può andare avanti così. Certo che se non è uno. C'è Nibali dentro. io sono qua per Roberto Bragotto! Pensavo ho perso mamma. In pratica sto facendo una gara di Ironman senza scie. Ciao Faso. Non ci sono tornanti, ma comincio a vedere le madonne anche qua. L'avete vista anche voi? Io sì. Mi alzo per voi. Grandi. Oh. Volevo dirgli delle ciapette della 17 che è appena uscita, ma non mi ascolta. Niente, è difficilissimo attaccarsi a un gruppetto qua. Però almeno il tifo non manca già alle 11 di mattina. Almeno mi carico. Eccolo! Mi sembra di vivere in un trip. Non so neanche più dove sono. Boh. E poi se becchi un gruppetto e stai scia, non si sta neanche mai. A 48 orari, a 49 orari, 50 scusate, 51. Ciao, un altro sport. Sinistra tombino, in mezzo ai tombini. Largo, stretto, non ce la faccio. Più o meno, dai. E con questo comincia ufficialmente il mio ultimo giro alla 24 ore di festa. Ho dato, fioi. Ragazzi, è il mio ultimo giro. Un abbraccio. Grazie. Adesso cerco di schiantarmi in discesa. La prima non figa! Guarda che spacco tutto. Che è una forza, spaccia via attacchi! Vi voglio bene, vi voglio bene. Ultima curva in discesa. E quando dico così snowboard di solito mi copo, non salvo. Ultimo tratto in pavé da giù sui manubri. Vai, vai. Lascio andare anche mia sorella adesso se mi passa. Entro nel box, lascio partire il pompiere che paura non ne ha. Vai Luca! E dopo 9 birrette consumate, 63 km e più, e una media imbarazzante oltre a quella dei battiti. Dai, sei fresco come una rosa, cosa vuoi di più? Non mi direi che sei stanco? No. Birretta? Certo che sì. Prima della birretta una roba importante che finalmente ho trovato. Ma ora Tosi, 104 birre per favore. 104 birre. Allora siamo 1, 2, 3, dai, partiamo. Posto? Ottimo, è un momento importante.
Siamo stati buoni, beva con un autoctono di Feltre e champagne. Fai girare quelle gambe, Luca! Non mi ascolta mai. Che ore sono? Sono esattamente le 2:22. Grazie Pippo per un gin tonic pomeridiano. Grazie. Ho combattuto guerre che voi altri eri a dormire. Ho difeso tutti questa mattina, anche quelli che altre squadre. Salute, grazie Pippo. Dai che sciacquatina! Bello! Peter, ciao, non ti ricorderai di me, siamo conosciuti alla maratona e mi chiamano Roby Sagan. Non Peter Sagan, ma Roby Sagan. Un gesto, un saluto. Niente. Ciao Maria Elena. Ti devo chiedere una cosa, aspetta un attimo. Sono stato leggermente impegnato nelle ultime 2, 3, 4 ore per un contest online della 24 ore di Feltre. Magari adesso vi spiego. In pratica, dalla pagina Instagram della 24 ore si poteva votare la miglior divisa dell'evento. Non avevo ancora fatto mezza storia sul mio profilo e mi ero promesso che se avessimo superato le qualifiche e fossimo arrivati in finale, qualche storia allora l'avrei fatta, sì. Com'è finita secondo voi? Intanto dovevo capire perché non trovavo più nessuno. Ma dove sei andati tutti? Carica del 104! Voi potrete avere un treno, ma noi abbiamo un Moreno! Non importa il tempo, non importa la sfiga, l'unica cosa importante è... La figa! Bravi! Beviamo una birra? Sì. Ma anche 2! Allora, forse la cosa è sfuggita dal mio controllo, ma stanno facendo le premiazioni per la miglior divisa. Vediamo se è vero o no. La carica dei 104. Siamo noi! Eccoci! Ciao Ivan, ti sei già pentito, vero? Non è colpa mia! Però devo dire una cosa, devo farlo perché l'ho promesso. Bello è il ciclismo, ma la figa... A posto così. Una promessa è una promessa. Dovevo. Una coppa e una cassa di birra. Non male. È giusto così. Ah no? Oh. E voilà! Intanto grazie. Grazie a tutti i componenti della Carica dei 104, degli amici totalmente pazzi che sono diventati una famiglia. Grazie all'organizzazione della 24 ore di Feltre, ad Anna ed Ivan in particolare, che non so con quale coraggio e incoscienza mi hanno permesso di reclutare 12 mostri capaci di non arrivare ultimi e di farsi 24 ore col sorriso stampato in faccia. Se è finita la birra allo stand, non è colpa nostra, lo giuro. Non lo giuro troppo. Grazie a tutti quelli che mi hanno chiesto una foto, a tutti quelli che mi hanno tifato, ad ogni ora del giorno e della notte. Rimango sempre incredulo di quanti siete e soprattutto di come siete. Che meraviglia. Grazie a tutti quelli che hanno votato online. Tra Instagram e YouTube ho davvero la community più vera, bella ed incredibilmente affezionata che potessi mai sognare. Grazie fioi. Grazie anche ai miei sponsor. Pinarello, Shimano, Selle San Marco ed Elite. Non ho mai avuto un problema che fosse mezzo e su un percorso cittadino con pavè e tombini ovunque non è affatto scontato. Grazie a Moreno che si è occupato di tutta l'organizzazione della squadra e grazie infinite a tutti gli amici che sono passati a trovarci, è stato fantastico. Grazie al mental coach che non ha letteralmente mai dormito nutrendosi di soli liquidi alcolici e che ha incitato tutti noi facendoci crepare dal ridere in ogni situazione. Mi porto dietro dei ricordi bellissimi. Offuscati ma bellissimi, grazie. E grazie a tutti quelli che mi hanno strappato un sorriso. Non so se tornerò l'anno prossimo, non so se torneremo, ma so che è stata una delle cose più divertenti che ho mai fatto in vita. Grazie mille a tutti. Vi lascio con le pochissime clip pubblicabili registrate dal mental coach durante le mie 3 ore di riposo. Non so dove e non so quando, ma ci vediamo presto ragazzi. I novisti dei bravi, ma Roby era il migliore. Adesso voglio vedere, intanto punto primo divertirvi, non ste farve mai. Beste me in silenzio come che fumi tante volte, forse no. Vuoi vedervi tornare a casa tutti sani? Qualche giorno mi piacerebbe averlo grattonato, se proprio posso dire a mia. Però non voglio far nomi, se è il nostro momento. Siamo qua 6 mesi che se divertiamo insieme, se va a creare una famiglia, penso, tegni botta, se 24, se 7, cosa abbiamo deciso di fare? Se 24 ore teniamo botta, ognuno il suo compito, di fuori come che diria Moreno e avanti sempre, affari spenti nella notte. E l'importante è ricordare che comunque siamo qua tutti per guardare a fine giro per merda, non interessa a nessuno, va bene? Bionda, c'è una signorina che ti sta cercando. Guarda che sono venuta solo per te, io volevo quello da 190 battiti al minuto. Che è lui? Sono io. Brave! Vai Roby, vai! Roby pedala! Vai
Roberto, questa è alla tua salute. Grande uomo, grande eroe, un 104 come noi. Io e Bubi che abbiamo curato la preparazione della gara, adesso siamo un po' in relax perché non è il nostro momento questo, ma è il vostro. Il vostro, sana mentalità e ignoranza. E chi ne è ovunque, ragazzi. Sono disarmato. Vai Morello! Intanto intervistiamo un autoctono. Secondo te quanto dura quello che abbiamo appena visto? 2 giri. Ne ha già fatti 2. Non vorrei allarmare nessuno, ma se è esattamente un'ora che partì e che mo a squadra completamente a pezzi. Abbiamo deciso che diciamo il contrario, quello che ti dici te adesso. A te! Mental coach, una domanda. Secondo te 104 sei la squadra che ha i coglioni? Non c'è cosa più divina dei testicoli di Ricky. Pareggio! Ringraziamo il nostro capitano Roby Bragotto per il pass da Pippo Pozzato. Grazie Roby! Cosa non si fa per la 104? Che vita ingrata! Ad ogni modo Alfredo, meglio la carne che il brodo. Ma falla! Saluta al 104. Ciao 104. Ah, è dura la vita qua ragazzi, Ma se arriviamo ultimi ci abbiamo a maglia nera. La prossima ambulanza forse arriviamo 81esimi. Ma guarda, dobbiamo assumerlo l'anno prossimo. Sì, come mental del mental coach. Assuma. Mico a tagliare sveglio il mental coach. Oh, che abbiamo fatto alla grande, va che nessuno mai ha tenuto in piedi un paddock. Non vede l'ora che torniamo stanotte. Ma che mi fa ancora 15 ore. ore. Sì, certo che anche a te Pippo non ti puoi chiamarti Pippo quando in griglia Pippo Pippo Pozzato, perché te passi il secondo. Infatti sei lui che ha sofferto la tua presenza potentissima. Sì. Ma dopo se sentimmo dire da Pantera Rosa che bevemo Aperol, non sta andando in letto. Devo andare a lavorare. Non sta andando a lavorare. Qual è il tuo tallone da killer? Ah, Roby, non c'è cosa più divina che una pisciata avanti il furgone di Moreno. Occhialo! Non è che forse fa fatica a andare tutto.